augurio più santo, più sereno agli agrigentini, in un momento così difficile che vive il nostro paese, il ritrovarsi in casa, in famiglia, rappresenta un momento per ritemprarsi, per trovare nuovamente le forze, per andare avanti. Ecco, noi abbiamo affrontato questi anni drammatici e difficilissimi con grande capacità, soprattutto di tenuta. Oggi, prima che negli altri posti d'Italia, riparte con i cantieri che si stanno aprendo nella nostra città la ripresa. Ecco, sono fattori positivi, assolutamente positivi, che ci devono fare sperare bene per il 2014. Io spero che gli agrigentini in ogni caso passino delle feste serene e che il prossimo anno sia meno pesante di questo che è appena trascorso, e che noi come Consiglio Comunale faremo di tutto perché questo si possa verificare, affinché i cittadini paghino di meno nei confronti del Comune.